Ma ci tenevo ad esserci oggi. Io sono uno dei pochi, forse fortunati, che ha avuto l'opportunità di lavorare in un'azienda dove già lavorava, e quindi è una presentazione, tra virgolette, per modo di dire, nel senso che questi 5 anni, insomma, sono venuto tante volte nel nostro ospedale, in tante occasioni che ci sono state per festeggiare qualcosa, per presentare qualche nuova iniziativa che abbiamo avuto in questo ospedale, che non è sicuramente come dire, un ospedale, per quanto ci riguarda, di serie B, ma anzi è un ospedale al quale ci teniamo tantissimo. Io personalmente, insomma, conosco molti dei vostri primari, con i quali c'è anche un grande rapporto di amicizia, e so quanto, come dire, la città sia unita e compatta nel sostenere questo ospedale, e i professionisti che ci lavorano hanno sempre dato il massimo, proprio perché è una città ma è anche un paese dove ci si conosce tutti, e questo è anche, credo, l'aspetto vincente di questo ospedale. Quando si parla di umanizzazione delle cure, quando ci si trova davanti a un amico, un parente, eccetera, viene spontaneo. Dobbiamo sforzarci che questo avvenga anche quando non è un parente o un amico. In questo ospedale, per fortuna, questo avviene spesso, perché appunto ci si conosce tutti e quindi si respira quest'area di umanizzazione che dobbiamo cercare di portare a tutti i livelli, insomma. E questo credo sia il nostro primo compito che abbiamo, di chi viene in cerca di noi per bisogni e aiuti, già con un sorriso, con una stretta di mano, con una pacca sulla spalla, a volte si aiuta, insomma, ad affrontare problemi che a volte sono semplicemente, insomma, di controlli o altro, altre volte magari molto più seri. E quindi lo stimolo che vi do è quello di andare avanti in questa direzione, ma so che già, insomma, siete tutti una squadra fortissima, come si dice. E da parte nostra adesso avrò il compito in questo mese di completare la squadra, quindi di avere, come dire, vicino altri collaboratori che saranno poi presenti nel territorio. Ieri il presidente Stefani ci ha detto che dobbiamo essere sindaci della sanità in mezzo alla gente, e, insomma, per quanto mi riguarda, mi sono sentito già molto investito di questo, insomma, perché io ho macinato tanti chilometri con le associazioni, con chi si occupa di fragilità, con i nostri anziani, e sappiamo che i bisogni sono in crescita, le risorse no, e quindi sembra di dover fare un po' le nozze con i fichi secchi. Cercheremo, anche con l'aiuto di professionisti, di nostri tanti professionisti che abbiamo nei nostri uffici, di tener conto delle esigenze di tutti e di dare delle risposte a tutti, compatibilmente, ripeto, con le risorse che ci verranno assegnate. Cercheremo di fare il meglio, di non sprecare nulla, e invito tutti, insomma, a fare altrettanto, quindi lavorare con scienza e coscienza, che è quello che ci viene richiesto. Da parte mia la porta è sempre aperta. Ieri la segreteria del direttore generale sono stato ripreso, perché sono abituato con la porta aperta, tutti entrano e qualcuno dice no, ferma qua direttore, se poi io vorrei continuare, insomma, con questo mio modo di fare, quindi compatibilmente, insomma, perché è un'azienda grande, insomma, un'azienda impegnativa, il mio numero di telefono ce l'hanno quasi tutti, insomma, quindi sono a disposizione per suggerimenti, critiche, chiarimenti, tutto quello che serve, insomma, puntando molto però anche sul vostro, ovviamente, senso di persone, come dire, con grandi responsabilità. Molti di voi, insomma, sono dirigenti medici, ma anche infermieri, caposala, tutti, di fare ognuno, ripeto, il proprio compito bene, perché secondo me è già a metà dell'opera, cioè sperare sempre che sia l'altro a cambiare non ci risolve i problemi. Dobbiamo essere protagonisti del nostro, come dire, del nostro agire, e farlo sempre con grande, come dire, senso di responsabilità, ma sono convinto che lo farete. Quindi vi chiedo l'aiuto di tutti da oggi, e assieme spero, insomma, di poter andare avanti bene per questo ospedale, per il nostro territorio, insomma, al quale ci tengo moltissimo. Grazie e buon lavoro a tutti.